possibile? Ma come non va? Non va. Pronte? Pronti? Già cambiate da poco. È acceso qua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio Padre, la grazia di nostro Signor Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Questo è il brano che Gesù legge nella sinagoga di Cafarnao, nella sinagoga di Nazareth, quando si presenta. Quello era il suo compito, ma è diventato nostro questo compito. E in particolare oggi ricordiamo Sant'Antonio, che ha vissuto questo compito in maniera straordinaria, generosa fino al massimo. Ma non è che noi credenti o battezzati oggi siamo da meno. Cerchiamo anche noi di fare il meglio per la nostra esistenza, per la nostra vita quotidiana, per i rapporti che abbiamo con gli altri, per creare un mondo migliore. Per questo, se qualche volta abbiamo riscontrato che non sempre abbiamo vissuto questa tensione verso il bene, verso la generosità in modo pieno, prima di proseguire nella nostra preghiera chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze. Signor, vedul dino, ripetiamo. Signor, vedul dino, Christ, vedul dino. Signor, vedul dino, Signor, vedul dino. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria. Dio Padre, amen. Gloria, gloria, in Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Padre onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Per questo pregai, e mi fu elargita la prudenza. Implorai, e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio. È a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Parola di Dio.
Ho annunziato la tua verità, oh Signore. Ho annunziato la tua verità, oh Signore. Il Signore ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ho annunziato la tua verità, oh Signore. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ho annunziato la tua verità, oh Signore. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato, non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ho annunziato la tua verità, oh Signore. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano, dicano sempre il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ho annunziato la tua verità, oh Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a Lui, che è il capo, Cristo. Parola di Dio. Alleluia. Argento pregiato è la lingua del giusto, le sue labbra nutrono molti. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, apparendo agli 11, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Nei giorni scorsi tutti avete sentito Papa Francesco, no? Che ha detto di fare la predica e ha detto 3 cose: un pensiero, un sentimento, un'azione. Noi festeggiamo quest'oggi Sant'Antonio, ma in questi giorni stavo pensando che da Papa Francesco era rimasto in testo San Francesco, anche perché di San Francesco quest'anno ricordiamo 2 cose particolari, una straordinaria che è l'8° centenario in cui frate Francesco ha ricevuto le stigmate sul Monte Laverna. Ma poi l'altro argomento interessa la festa nostra di oggi, perché nel 1224 Francesco ha scritto ad Antonio e gli ha scritto questo biglietto. A Sant'Antonio, il nostro Sant'Antonio, perché noi siamo qui in questo santuario che è la prima chiesa dedicata a lui dopo la sua morte nel 1231. E soprattutto perché nella pieve di Gemona sono conservati i codici nel quale viene raffigurato Antonio, è l'immagine più antica che esiste su Sant'Antonio, la prima, probabilmente di un frate miniaturista che ha vissuto assieme a Sant'Antonio a Padova. Per questo noi diciamo che Sant'Antonio è nostro. E io non dico che è da Padova, ma da Gemona. Va bene. Allora, il messaggio che Francesco scrive ad Antonio è questo: a frate Antonio, mio vescovo, frate Francesco augura salute. Lo chiama vescovo perché Francesco riconosce gli studi che Antonio ha fatto a Coimbra in Portogallo sulla lettura della Bibbia, sullo studio della scrittura sacra con gli agostiniani. Era una specie di cultura universitaria, per intenderci, no? E scrive ancora e aggiunge: ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché in questa occupazione tu non estingua lo spirito dell'orazione e della devozione, come sta scritto nella regola. Secondo me questo impegno dell'insegnare la sacra teologia è il pensiero di cui parla il Papa. Di cosa abbiamo bisogno noi oggi in questo mondo un po' confusionato e confusionario? Tornare a riscoprire la profondità della fede. Noi facciamo tante cose, ma non ci chiediamo mai il perché. E il perché per noi è semplicissimo.
siamo chiamati nella nostra vita ad approfondire quel mistero di grazia che Dio ha soffiato nella prima persona, ma che dona a tutte le persone che nascono e che vengono al mondo. Invece la modernità ci sta fregando, perché la modernità ci riempie di cose, di progresso, di benessere, di mille tentazioni, e ci fa dimenticare la ragione prima della nostra esistenza, della nostra vita. Ci fa quasi intendere che noi siamo padroni della vita e facciamo quello che vogliamo, e no. Il fango è diventato persona, dice la Bibbia, per quel soffio di Dio nelle narici. E intendiamo bene che non è un soffio per fare battere il cuore, no? O per tirare fiato. È un soffio molto più potente e complessivo. Vedete, gli ebrei descrivevano attraverso le cose concrete una realtà invisibile. Allora, quel soffio lì fa parte di tutte le capacità, le qualità che noi possiamo vivere nella nostra vita, ma è dato da Dio, quindi ha le dimensioni di Dio. Non c'è limite, ad esempio, a essere buoni o a essere generosi. Noi stiamo dimenticando la radice della nostra esistenza, che è scritta nella prima pagina della Bibbia. Ecco perché dovremmo ristudiare, come ha autorizzato Francesco Antonio, la teologia, il parlare di Dio, il conoscere il mistero di grazia che ci è stato dato a ognuno di noi. A ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del Cristo, secondo la lettura che abbiamo ascoltato adesso. Nessuno di noi è povero, questo voglio far capire. Nessuno può lamentarsi di dire: ah, il Signore a me non mi ha dato nulla. Ed è su questa ricchezza e sulla immensità di questa ricchezza che noi possiamo costruire un futuro per noi e per gli altri. Vedete, la scienza ci ha detto che ogni persona ha 3 livelli. Ha la caratteristica della concretezza, dell'affettività e della spiritualità. Ma immaginate queste 3 cose come in una torre, no? Una stanza di pizzo, si dice par furlan, una stanza sopra l'altra. Noi siamo sempre al livello della concretezza, delle cose da fare, del correre, degli impegni, del lavoro, tutte cose buone, mica dico di no. Scendiamo poco, o forse qualche volta scendiamo nel secondo livello, quello dell'affettività. Una parola buona, una carezza, un abbraccio. Ci è più difficile scendere nella terza stanza, quella che tiene su tutto, al piano terra, la spiritualità, dove ci sono i valori. E qui ricordo, semplicemente, faccio dei nomi: il rispetto, la pazienza, la fedeltà, lo zelo, l'umiltà, la letizia, la semplicità, la bontà, la generosità, la prudenza. Ce ne sono 239 sul vocabolario. Noi manchiamo nella nostra vita di scendere all'interno della nostra persona per valutare la ricchezza che il Signore ci ha messo dentro. Ecco allora il secondo passaggio. Dopo questo principio, dopo questo pensiero, ci vuole il sentimento.
essere grati al Signore per questo dono. No, noi non meritiamo niente, anzi, ci manca sempre qualcosa nel nostro impegno, nella nostra generosità. Ma il Signore non ci guarda, ci dice: no, tieni, prendi, vai. Ecco il sentimento della gratitudine, ecco il sentimento della saggezza che avete sentito nella prima lettura della Sapienza. Perché è una cosa, la sapienza, che circonda tutta la nostra esistenza, dà sostegno e continuità a ogni nostra azione. Non siamo buoni qui e poi qua via, no? Salomone ringraziava il Signore del dono della sapienza proprio perché diceva: essa è un tesoro inesauribile per ogni persona. Chi la possiede ottiene l'amicizia con Dio. Non viene mai a mancare la sapienza. Ma la sapienza va alimentata nella preghiera perché ci chiede la fedeltà a questo ancoraggio alla prima pagina della Bibbia. La nostra vita è dono di amore di Dio. Perché le distrazioni sono tante e non sempre nei nostri impegni di vita mettiamo il senso della gratitudine a Dio per questa cosa. Il terzo passaggio è, come dice il Papa, l'azione. La dice chiaro il Vangelo di quest'oggi: andate e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Proclamate a ogni persona che incontriamo che la nostra vita è dono di Dio. Ma cosa pensate che il Papa vada a dire domani ai grandi in Puglia sull'intelligenza artificiale? Che non ci sarà mai la macchina che sostituisce la grandezza di Dio dentro di noi. Ecco l'azione, ricordare che se noi scopriamo questa bellezza, questa immensità dentro la nostra persona, la nostra vita prende un altro significato nel viverla con gli altri, nel donarla agli altri. La sapienza è che ci fa capire che Gesù ha reso le tre stanze della nostra persona belle, luminose, arieggiate, oltre ogni nostro desiderio e merito. Che Gesù ci ha dato questa amicizia con Dio che inizia nel nostro battesimo e non finisce più, perché andremo con Lui a godere l'eternità. Spero di aver fatto una predica breve anche per far piacere a Papa Francesco. Fratelli e sorelle, Dio ha suscitato nella Chiesa Sant'Antonio, difensore dei poveri e aiuto dei peccatori. Fiduciosi, invochiamo l'Altissimo che ha colmato del suo spirito dicendo insieme: O Signore,
noi speriamo in te. O Signore, O Dio, anche oggi dona alla tua Chiesa profeti, teologi e uomini santi, che, come Antonio, sappiano irradiare il tuo Vangelo per le strade del mondo. Ti preghiamo. o Signore, noi speriamo in te. O Dio, donaci un cuore sensibile e mani operose nel soccorrere i poveri, i sofferenti, gli abbandonati e coloro per cui nessuno ha rispetto. Ti preghiamo. O Signore, noi speriamo in te. O Dio, suscita giovani che si consacrino generosamente al tuo servizio e affianca ai tuoi ministri un popolo di laici che siano Vangelo vivo, come lo fu Antonio. Ti preghiamo. O Signore, noi speriamo in te. O Dio, vieni incontro a noi peccatori con il dono di confessori illuminati e misericordiosi, che sappiano ridestare nel nostro cuore la nostalgia di te. Ti preghiamo. O Signore, noi speriamo in te. Padre onnipotente e misericordioso, che per mezzo del tuo servo Antonio hai fasciato tanti cuori spezzati e hai liberato tanti prigionieri nell'anima e nel corpo, continua a mostrarci il tuo volto di misericordia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Benita celestiali, Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio, questa messa, sia gradita a Dio, Padre Onnipotente. Padre Onnipotente e Misericordioso, la partecipazione a questo dono eucaristico del tuo Figlio
ci riempia della luce del tuo Spirito, che illuminò Sant'Antonio e lo fece strumento della tua bontà e della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per mezzo di Cristo, tuo Figlio e Signore nostro. Tu, fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi e ricolmandolo del tuo spirito lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniasse agli uomini la potenza salvifica della tua parola e la soavità del tuo paterno amore. Con lo stesso ardore dello Spirito, con il quale Egli ti ha predicato in terra e ora ti magnifica in cielo, anche noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti l'inno della tua gloria. Santa, Santa l'el Signor, Dio di tutto il mondo, i ciela tiare, assomplensi in consueto glorie, Osanna dal benedesse al cui calve, benedesse al cui calvenza al non dal Signor, Osanna dal Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Santo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e Signore nostro. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo, proclamiamo la tua risurrezione nella
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, poiché ci hai chiamati anche a quest'oggi alla tua presenza. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e oggi qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Padre misericordioso, ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di ognuno di noi abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nel dire il Padre nostro, noi traduciamo quell'azione di cui si parlava prima nell'omelia, che l'ha segnalata anche il Papa. Se noi siamo in grado di dire Padre nostro, vuol dire che ci riconosciamo tra noi, fratelli e sorelle. Sant'Antonio l'ha dimostrato. Noi abbiamo ancora un po' di tempo per viverlo. Quindi ringraziamo il Signore al meglio i regali che Lui ci ha donato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi pace al nostro vivere, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri in ogni difficoltà, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre con tutti voi. Scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a
fortunati gli invitati alla mensa del Signore. Ecco Gesù risorto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 422. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Alle erbe verdeggianti mi guidi a riposare, all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, vicino a te, Signore, più nulla temerò. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Per me hai pregato il pane tuo immortal, il calice mi hai colmo di vino celestial. Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Canto 364. Quanta sete nel mio cuore, solo il mio mi impegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo il Dio mi dà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca scorrerà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai. Nella sera rendo grazie, tu mio Dio ascolterai.
Preghiamo. Padre onnipotente e misericordioso, l'aver partecipato a questo sacramento, dono del tuo Figlio Gesù Cristo, alimenti in noi la fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che Sant'Antonio ha servito con amorosa dedizione. Per Cristo nostro Signore. Per fare la predica breve ho dimenticato una cosa importante. Tutta questa ricchezza di cui ho parlato, che ognuno di noi ha, siamo noi adulti che dobbiamo insegnarla ai più piccoli, ai più giovani. Ma mica le impari in perché le leggi sui libri di scuola. Ma mica le impari in perché passi in tutta l'aldea a fare che c'è robischi. Se noi stiamo loro vicini, se noi preghiamo con loro, se noi li stiamo ad ascoltare, è che qualche volta ci fanno perdere anche la pazienza, perché hanno studiato un po' che crodin di savedot, è vero? Noi abbiamo questo grande compito nella nostra vita di trasmettere la bellezza che Dio ha dato a ogni persona, a partire dalla nostra persona. Chiediamo la grazia, per intercessione di Sant'Antonio, di poter vivere in modo pieno, gioioso questo compito, perché sarà la bellezza delle nostre vite. Il Signore sia con voi. Per i meriti e l'intercessione di Sant'Antonio, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo Dio con la nostra vita e ricordiamoci che abbiamo il soffio di Dio ogni giorno nel nostro quotidiano. Buona giornata a tutti. Ave o Vergine, un saluti, Come l'agno d'angelo, ave o per ogni grazie, il ora del mondo. dai,
Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno prima delle preghiere del mattino riflettiamo sulle letture del giorno. Oggi, fratelli e sorelle, come sapete, festeggiamo la memoria di Sant'Antonio da Padova, perciò oggi mi preme fare gli auguri alla sorella Antonietta per il suo onomastico. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si addira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo». La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 13 giugno 2024, festa di Sant'Antonio da Padova. Oggi, carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la festa di Sant'Antonio da Padova, uno dei santi più amati e venerati dalla Chiesa. Sant'Antonio, nato a Lisbona nel 1195 e morto a Padova nel 1231, ed è conosciuto come il santo dei miracoli, il santo delle cose perdute, il martello degli eretici. Egli è un esempio luminoso di fede e carità che ha dedicato la sua vita alla predicazione del Vangelo e alla cura dei poveri e dei bisognosi. La sua profonda spiritualità e il suo instancabile lavoro per la diffusione del Vangelo lo rese un modello di virtù cristiana da seguire e da imitare. Sant'Antonio, come vi ho detto, è spesso invocato per ritrovare oggetti smarriti, ma il suo vero contributo è quello di avvicinare le persone a Dio attraverso il suo esempio di vita. Carissimi fratelli e sorelle, oggi in questa festa di Sant'Antonio da Padova preghiamo e chiediamo la sua intercessione affinché Sant'Antonio possa far ritrovare la fede perduta a tanta gente e possa tornare all'ovile di Cristo che è la Chiesa. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta ancora dal primo libro dei Re, vediamo il profeta Elia che prega con fervore affinché il Signore mandi la pioggia sulla terra arida. La preghiera di Elia viene subito esaudita e il cielo finalmente dà la pioggia tanto attesa. Questo evento, fratelli e sorelle, ci insegna l'importanza della preghiera forte e perseverante, ma soprattutto dell'importanza che dobbiamo avere nei confronti di Dio, perché ci dobbiamo fidare tanto di Dio. Elia, attraverso la sua fede incrollabile, ha dimostrato di essere uno strumento di Dio, e le sue preghiere vengono esaudite e la pioggia arriva, e qui viene ridato vita alla terra. Carissimi fratelli e sorelle, la lettura di oggi ci invita a riflettere proprio sulla potenza della preghiera. Come Elia dobbiamo avere una fede forte, fidandoci della misericordia e della provvidenza di Dio, ma ci dobbiamo fidare in ogni momento, perché Dio ha bisogno di noi, ha bisogno del nostro amore, come Lui dona amore al mondo intero. Le due cose devono essere sempre equilibrate. Non possiamo continuare a vivere lontani da Dio, da quel Dio che dona amore al mondo intero,
e noi purtroppo tante volte ci dimentichiamo di Lui. Allora tutti noi non dobbiamo mai scoraggiarci, non dobbiamo mai perdere la speranza, perché i figli di Dio, i veri figli di Dio, sanno che il Padre li ascolta e che Lui agirà sempre per il nostro bene. Allora oggi preghiamo con fiducia, preghiamo per intercessione di Sant'Antonio, affinché possa intervenire nella nostra vita nei modi e nei tempi che Lui ha deciso per noi. Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, Gesù ci parla dell'importanza della riconciliazione, ma soprattutto del vivere in armonia con i nostri fratelli. Infatti, come abbiamo ascoltato oggi dal Vangelo, egli ci dice: chiunque si addira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Qui, fratelli e sorelle, Gesù ci esorta a risolvere i nostri problemi e conflitti e cercare sempre la riconciliazione con gli altri, perché offrire i propri doni a Dio e poi essere addirati con i propri fratelli non è un esempio di fede migliore. Allora, prima di offrire il nostro dono all'altare, riconciliamoci con il mondo, con i nostri fratelli, affinché tutti insieme, mano nella mano, possiamo giungere a quel paradiso eterno dove Gesù ci aspetta a braccia aperte. Questo insegnamento, fratelli e sorelle, sottolinea l'importanza della pace e dell'amore fraterno, quella pace e quell'amore insegnata da Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, l'insegnamento di Gesù di oggi ci ricorda quanto sia essenziale vivere in pace con gli altri. Noi tutti dobbiamo imparare a portare nel cuore la necessità di riconciliarci nei rapporti interpersonali, ma soprattutto quello di saper perdonare e chiedere perdono. Allora, come vi ho detto prima di avvicinarci all'altare, esaminiamo le nostre relazioni e facciamo tutto il possibile per risolvere i conflitti nella nostra famiglia e promuovere sempre l'armonia. Solo con un cuore puro e riconciliato possiamo offrire a Dio un culto gradito, e solo quel cuore puro e riconciliato è gradito a Dio. I cuori ingrati e i cuori senza pace e in guerra non sono mai stati graditi al Signore. Perciò a te che mi ascolti in questo momento, se hai qualcosa contro i tuoi fratelli e sorelle, contro tua madre, contro tuo padre, contro i tuoi figli, contro tuo marito, tua moglie, oggi è il momento di riconciliarci, perché oggi è il momento della benedizione, il momento in cui Dio ci inonderà di grazia. Carissimi fratelli e sorelle, concludo questa mia riflessione del giorno in questa festa dedicata a Sant'Antonio da Padova. Riflettiamo sul suo esempio di vita e sul messaggio che le scritture oggi ci hanno dato. Impariamo da Elia la potenza della preghiera perseverante e da Gesù l'importanza della riconciliazione e dell'amore fraterno. Sant'Antonio, fratelli e sorelle, in questa festa davvero importante per la Chiesa, ci ispiri a vivere una vita di fede profonda e soprattutto di carità attiva, portando il messaggio del Vangelo a tutti coloro che incontriamo. Allora, per sua intercessione, il Signore ci aiuti a crescere nella santità e possa donarci sempre quell'amore che tante volte manca nella nostra vita, che è l'amore fraterno. Buona festa di Sant'Antonio da Padova a tutti voi. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Antonio, di Antonio, di Antonietta, e auguri anche alla sorella Antonietta per tutto il lavoro che fa per noi. Adesso preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 13 giugno 2024, festa di Sant'Antonio da Padova.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute.
Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Santo per eccellenza oggi ci raccoglie qui. È morto il Santo, dicevano i ragazzi, i bambini di Padova. Riconosciuto fin da subito Antonio come un personaggio particolare. E oggi ci convoca proprio qui, attorno alla mensa, in questo suo primo santuario. E siamo felici e contenti. Benvenuti a tutti, benvenuti a ciascuno di voi, in particolare alle autorità civili e militari qui presenti. Sono qui a presentare il saluto anche dei frati della provincia, del nord Italia, del ministro provinciale, perché ci sentiamo uniti sotto la protezione di Sant'Antonio, che è il patrono proprio della nostra provincia e di cui a suo tempo era stato anche provinciale. Consegniamo tutto, consegniamo in questa Eucaristia, attraverso la sua intercessione, le necessità personali, le necessità, bisogni delle nostre comunità civili e religiose. Affidiamo l'intercessione di Antonio tutte le realtà di questo mondo, di quel convegno anche che sta iniziando nelle Puglie del G7, dei grandi della terra. Perché la sua intercessione apra il cuore di questi grandi a sapere trovare le vie della riconciliazione, della pace, le vie dell'uguaglianza sociale, le vie che possano maturare l'aspetto umano di questa umanità, non solo tecnologico. Bene, fratelli e sorelle, chiediamo perdono, chiediamo e apriamo il nostro cuore perché questa Eucaristia sia veramente un accogliere il Cristo come lo accolse Antonio e perché ci sentiamo in una profonda comunione con il Signore Gesù. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova e soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro della Sapienza. Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonerai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò, perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è la madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidio lo comunico. Non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio. È a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: ho annunziato la tua verità, o Signore. Il Signore ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ho annunziato la tua verità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tenendo a Lui, che è il capo,
Cristo. Parola. Argento pregiato è la lingua del giusto, le sue labbra nutrano molti. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo. Dal Ma chi non crederà sarà condannato. Segni che accompagneranno quelli che nome prende e quando imporranno malati e guarirà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. In cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Non c'è un angolo della terra dove non si celebri Sant'Antonio. Anche nelle cappelle più disperse l'immagine di Antonio è presente. Ma come mai questo personaggio della storia di più di 800 anni fa è ancora vivo, attuale? È morto a 36 anni, lo sappiamo. Ma che cosa ha fatto di straordinario per essere ancora così attuale, così vivo? Apostolica, ma anche tra persone non credenti, buddisti, musulmani. Che cosa attrae di Antonio? È un personaggio che in fondo aveva di sapienza con gli agostiniani, incontra quei 4 fraticelli così semplici che vengono da Assisi e si stanno per recarsi in Marocco, è rimasto colpito. È rimasto colpito da questi poverelli
dalla loro semplicità, dalla loro autenticità, cioè senza commenti del Vangelo, che Francesco di Assisi, contemporaneo di Antonio, stava predicando, annunciando in Natale. E chiedeva ai suoi fratelli di annunciare innanzitutto con la vita e con l'esempio, con l'esperienza, e del camminare in mezzo al popolo di Dio senza liti, senza contese, senza parole offensive, ma testimoniando con la parola e con l'esempio. Lascia, possiamo dire, una possibile carriera che aveva davanti come professore, come insegnante, e si imbarca grandi suoi di essere missionario anche lui in Marocco e si ritrova dove? Profugo in Italia, poi ascolta ancora di più di questo personaggio, di questa esperienza, rimane un po' solo, viene preso così, perché è rimasto lì, dal provinciale di Bologna, e se lo porta con sé e va a finire in un eremo. Ti avrei detto, ma io mi aspettavo qualcosa di diverso. Qui il Signore mi sta cambiando le carte in tavola. Eppure Antonio rimane dentro questa umiltà profonda che lo plasma certamente per essere poi l'annunciatore del Vangelo, sapiente, sia delle sacre, la cucina dell'eremo. Cosa vuol dire? L'umiltà, il silenzio, la preghiera, l'interiorizzazione, i valori della fraternità, i valori della... E sarà proprio in questa occasione che poi uscirà, quando a un certo punto non trovano nessuno che può predicare, e diranno, perché probabilmente i fratelli che sono stati con lui hanno capito che è un personaggio e lo fanno predicare, e da lì parte. È un annunciatore del Vangelo, è conosciuto, e lui si fa annunciatore di Cristo Gesù in ogni riesce a combattere le varie eresie del tempo, riesce ad affrontare i potenti del momento. Romano del Zerino riuscirà a far poco, ma lo affronta. Riuscirà a combattere Iosvai, capacità di stare accanto a coloro che sono nella povertà, nella sofferenza, nella malattia, nei vari bisogni, perché è la parola sarà accompagnata dai segni. La parola che è verità, la parola che è Vangelo, la parola che è Gesù Cristo, non rimane nel vuoto, ambiente che sa portare nel sogno. E sono contento innanzitutto che insegni la teologia ai miei frati, ma ricordati di non spegnere
della santa orazione e devozione a cui tutto deve confluire. Noi siamo chiamati, e allora Antonio ci dice: sì, ascolta il Vangelo, vivi nella preghiera e nell'orazione. In questo santuario. Che cosa significa per te che oggi sei qui, in questo santuario? Sicuramente sono venuto, siete venuti questo interrogativo. Prima di tutto, Antonio, come posso essere io la mia storia, nella mia comunità parrocchiale, nella mia comunità civile, come posso essere autentico e nella verità, secondo il Vangelo. Certo avrò tante altre grazie, ma dentro di me è più fondamentale questo. Avrò da chiedere magari delle grazie per la malattia, per la sofferenza. Ma non è questa forse la sofferenza più grande che sta nel cuore di ciascuno di noi e in questa società? Non è forse questa la sofferenza che ci crea una solitudine profonda, tante solitudini? Siamo in mezzo a strumenti di varia comunicazione, ma c'è una solitudine profonda. C'è un individualismo profondo, c'è una chiusura. Allora io penso, io qui davanti a Antonio, mi viene proprio questo da chiedere. Antonio, aiutami a riconoscere l'altro come un dono. Aiutami a riconoscere l'altro come bisognoso di amore e di attenzione. Aiutami ad essere dentro la mia storia come protagonista, come attore. San Paolo lo ricordava nella seconda lettura, ricordando che ci sono diversità di ministeri, diversità di ministeri e carismi anche oggi. Dobbiamo uscire da quell'isolamento sia nel mondo ecclesiale che ti mancano le persone impegnate, ma tu dove sei cristiano? Ma io dove sono come credente? Quale rapporto ho con la mia società oggi? Come mi sento in quanto battezzato e cristiano dentro la mia comunità cristiana come attore, non come colui che semplicemente usufruisce di servizi. Perché tu nel battesimo hai ricevuto un ministero profetico, sacerdotale e regale, come si dice. La responsabilità di cristiani e di credenti in questo mondo dove il Signore mi ha posto a vivere, non nella lamentela, nella lagna che le cose non vanno, ma io, tu, che cosa porti? A questa realtà, ma che cosa? La tua testimonianza è importantissima. La tua coerenza è ancora più importante. Nella povertà, nella fragilità. Ma io ci devo credere. Io devo essere autentico e che richiede
la mia partecipazione richiede la mia di Antonio, che passa attraverso l'umiltà, mettendo a frutto la pienezza del proprio trasmettere, non nella superiorità, ma nel dialogo, nella relazione. Ci aiuti, cari fratelli. Antonio. Il nostro servizio dentro le nostre comunità cristiane innanzitutto, ma non dimentichiamo nemmeno la società civile della quale siamo parte. Gli apostoli. Terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto un uomo, crucifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì in un secondo, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria. Credo nello Spirito Santo, il Signore della vita, nel principio del Padre, del Padre del Figlio e del e ha parlato per me dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, confesso un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Dio ha suscitato nella Chiesa Sant'Antonio di Padova, difensore dei poveri e aiuto dei peccatori. Fiduciosi invochiamo l'Altissimo, l'ho colmato del suo spirito, e preghiamo insieme. Signore, salvaci, in te speriamo. Signore, salvaci, in te speriamo. O Dio, anche oggi dona alla tua Chiesa profeti, teologi e uomini santi, che come Antonio sappiano irradiare il tuo Vangelo per le strade del mondo. Preghiamo. Signore, salvaci, in te speriamo. O Dio, suscita giovani che si consacrino generosamente al tuo servizio e affianca ai tuoi ministri un popolo di laici che siano Vangelo vivo come lo fu Antonio. Preghiamo. Signore, salvaci, in te speriamo. O Dio, dona a tutti i discepoli di San Francesco un cuore sensibile e mani operose nel soccorrere i poveri, i sofferenti, gli abbandonati e coloro per cui nessuno ha rispetto. Preghiamo. Signore, salvaci, in te speriamo. O Dio, vieni incontro a noi peccatori con il dono di confessori illuminati e misericordiosi
che sappiano ridestare nel nostro cuore la nostalgia di te. Preghiamo. Signore, salvaci in te speriamo. O Dio, fa brillare sempre dinanzi a noi lo specchio della tua parola e donaci uno sguardo puro per scorgere in essa il nostro vero volto. Preghiamo. Signore, salvaci in te speriamo. E in un momento di silenzio ognuno presenta la propria preghiera, quella che sta nel proprio cuore, perché diventi la preghiera di tutta la Chiesa, di tutti noi. Ognuno presenta la propria preghiera, quella che sta nel proprio cuore, perché diventi la preghiera di tutta la Chiesa, di tutti noi. O Padre, che per mezzo del tuo servo Antonio hai fasciato tanti cuori spezzati e hai liberato tanti prigionieri nell'anima e del corpo, continua a mostrarci il tuo volto di misericordia. Te lo chiediamo per la sua intercessione e del nome di Cristo benedetto, che con te lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci riempia della luce del tuo Spirito, che illuminò Sant'Antonio e lo fece strumento della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi, e ricornandolo del tuo spirito, lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniasse agli uomini la potenza salvifica della tua parola e la soavità del tuo paterno amore. Con lo stesso ardore dello Spirito con il quale egli ti ha predicato in terra e ora ti magnifica in cielo, anche noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di
canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con la fiducia alla libertà dei figli preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il suo Spirito. E lo Spirito di Cristo datemi un segno di pace. Togli i peccati del mondo, invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. La partecipazione alimenti in noi la fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che Sant'Antonio ha amorosa dedizione per Cristo Signore. Prima della benedizione un doveroso grazie alla Corona che ci ha sostenuto nella preghiera, ai parroci, presbiteri, a tutti voi qui presenti. Un grande grazie. Ora imploriamo la benedizione del Signore, la benedizione che per intercessione di Sant'Antonio giunga a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, alle varie situazioni. Soprattutto questa benedizione scenda sulle persone sofferenti, fragili, che attendono una parola, un atteggiamento, che attendono uno sguardo sempre dal cielo di aiuto e di sostegno. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di Sant'Antonio di Padova, patrono delle nostre comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Antonio di Padova la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che Sant'Antonio di Padova ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa e nel mondo. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.